Grazie signor Presidente. Quando ero deputato del Parlamento europeo, esperienza che mi è stata impedita di ripetere perché ho avuto la colpa di denunciare i ladri del Mose e non solo del Mose, sì, perché in alcuni partiti ci sono alcuni dirigenti che non puniscono i ladri, puniscono quelli che denunciano i ladri, ma di questo parleremo in altra occasione. Quando ero al Parlamento europeo, dicevo, ho presentato una serie di iniziative per fare in modo che a livello comunitario si considerasse la pedofilia come un crimine contro l'umanità. Sì, perché stiamo parlando di criminali, perversi criminali, non di malati, perché questi soggetti sono soliti trincerarsi dietro l'alibi della malattia, in realtà sono dei perversi criminali. Del resto, quando un essere umano, se così si può definire, arriva a sporcare con le sue mani luride dei bambini innocenti, non limitandosi ad alcune perversioni, ma arrivando a violentare bambini di 4-5 anni, arrivando a seviziarli e arrivando ad ucciderli, filmato nella sua azione, perché poi questi filmini vengono fatti veicolare in internet, considerando che alcuni di questi siti hanno un guadagno giornaliero che supera i 90.000 euro solo andando a vendere, a pubblicare scene che riportano violenze, che riportano uccisioni di bambini, e su questo c'è un ricco mercato. Bene, se uno arriva a compiere un atto del genere non può che essere definito come un perverso criminale. Allora, Internet è una delle principali fonti di adescamento che viene utilizzata da questi orchi, noi li chiamiamo così orchi. Sono soggetti che entrano nelle nostre case, parlavamo prima della sicurezza, no? Allora noi blindiamo le nostre porte, le nostre finestre per fare in modo che non entrino dei criminali in casa nostra, e non ci accorgiamo che spesso i criminali che attentano all'incolumità dei nostri figli entrano in casa nostra attraverso internet. C'è una statistica purtroppo paurosa che dimostra che moltissimi bambini navigano in internet già dall'età di 4, 5, 6 anni da soli, e i genitori sono ignari del pericolo che corrono i loro figli. Noi sempre siamo portati a pensare che queste cose accadono al nostro vicino di casa, accadono a qualcun altro, e non ci rendiamo conto che può accadere anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Non ci rendiamo conto della pericolosità di questo crimine. Allora, noi vogliamo semplicemente, attraverso questa mozione, fare in modo da impegnare la Giunta ad attivare qualsiasi iniziativa per informare correttamente, in particolar modo i genitori, e anche attraverso le scuole, del pericolo che corrono i nostri bambini. Perché, badate bene, ci sono delle scene raccapriccianti, ci sono migliaia e migliaia di siti internet che riportano materiale pedopornografico, e inorridiamo il fatto che il governo, ad esempio, abbia tentato in più occasioni di smantellare uno dei presidi fondamentali per la lotta a questo crimine, che è la polizia postale. Ci sono delle persone che lavorano alacremente per fare in modo da individuare questi orchi in internet, fare in modo da mettere loro delle trappole per poterli catturare e assicurare la giustizia. Ma una volta che sono catturati e assicurati la giustizia, le pene nei loro confronti sono ancora trascurabili. Questi soggetti che si macchiano di questi crimini andrebbero marchiati a fuoco, perché è dimostrato che coloro che sono dediti alla pedofilia, quando hanno commesso un crimine, poi tornano ancora a ricommetterlo, e ci troviamo di fronte a persone condannate che magari lavorano a stretto contatto con i bambini, dopo una trascurabile condanna, tornano ancora a lavorare in mezzo ai bambini, tornano ancora a lavorare in mezzo alle loro prede, ed è una cosa di una gravità aberrante. Ora, questi qua andrebbero marchiati a fuoco perché la gente tutta sappia che questi sono soggetti che hanno osato sporcare con le loro mani luride dei bambini innocenti, arrivando addirittura ad ammazzarli. Allora, noi vorremmo anche proporre qualcosa di più di una semplice condanna, come la castrazione fisica, non solo la castrazione chimica, perché chi si
chi si rende protagonista di queste cose, non c'è punizione in questa terra che lo possa in qualche modo perdonare o far perdonare. Ecco, allora la mozione che presentiamo è per fare in modo che continuiamo nella nostra battaglia, per fare in modo che si capisca, e capiscono soprattutto questi orchi, che non abbasseremo la guardia e la nostra battaglia continuerà per fare in modo che i nostri figli possano essere al sicuro e non essere vittime di queste bestie che come tali devono essere trattate.